Penso che questa introduzione di nuove normative spinga a tutti quanti, non solo i più giovani, ma anche quelli nelle fasce dei 30 anni, 40 anni, a farsi il vaccino e vedremo come andrà. Non vedevo l'ora di essere comunque vaccinato, anche perché comunque date le ultime ordinanze, diciamo, comunque era quasi necessario per tornare alla normalità. Il Green Pass chiama e i giovani vicentini rispondono. Tanti ragazzi che hanno risposto alla chiamata e si sono accaparrati il posto tra i nuovi 5.000 slot predisposti dall'ULS 8 tra il 12 e il 17 agosto negli hub di Torri di Quartesolo e Montecchio. Basti pensare che in tutta la regione il numero medio delle prenotazioni giornaliere è raddoppiato solo nella giornata di ieri. Chi per senso civico, chi per la voglia di ritorno alla normalità o in vista di una vacanza è già sulla via del certificato verde con la seconda dose. Sono qui per, direi, senso civico, per proteggere le persone più deboli. In realtà comunque il vaccino avevo già intenzione di farmelo ancora prima della storia del Green Pass. Ci piace girare un po' l'Italia, siamo stati già all'estero una volta, quindi sappiamo che è indispensabile per avere una vita normale. E giorni caldi, gli ultimi in fiera. Oggi 1.300 vaccinati con Moderna, tra loro giovani e giovanissimi, e 1.400 con Pfizer per il richiamo. Prenotazioni che vanno a ruba, ma non per tutti, visto che all'appello mancano ancora parecchi ultra sessantenni. E i numeri di ieri parlano chiaramente. Su 1.500 posti disponibili senza prenotazione, a presentarsi sono stati solo 300 over 60.